Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo su Fly Simulator X, ragazzi, finalmente il Comendone su Fly con una nuova serie, il Giro d'Italia, ragazzi. Allora si parte da Venezia, eccolo qua, vediamo qua in lontananza la splendida Venezia, San Marco e tutto quanto. Insomma ragazzi, ho deciso di cominciare questa nuova serie su Fly perché avevo voglia di ripartire con questo gioco che sinceramente è stato uno dei primi, cioè forse il gioco, come ho detto nel video dei 10.000 iscritti, dei ringraziamenti, è stato il gioco che ha lanciato il Comendone sul mondo di YouTube. E niente, la partiamo con sta tappa veloce da Venezia a Bologna. Quindi siamo con un Cessna, sicuramente non possiamo andare con un aereo gigantesco perché sennò è proprio impossibile, è una rotta di 73 miglia. E, e questa volta però non ho proprio una tabella, nel senso la prossima tappa è chiaro che comincerà da Bologna, però non è per forza Bologna, una città vicino, può essere anche Bologna-Palermo. Molto bene, allora vediamo un attimo, qua c'è anche una chicca su questo aereo che abbiamo incorporata una zoccolona, ti piace il pacco? Sì. No, no, non che piace il pacco a sta bionda, va bene, dai, non importa. Boh, insomma, 73 miglia, Venezia da Bologna, Giro d'Italia. Partiamo. Vai, Comendone. Chiaramente ho messo tempo sereno per far vedere un po' la grafica, le robe, perché sennò è chiaro che se, per esempio, se c'era tempo, condizioni reali, c'era nebbione, non si vedeva niente, non mi sembra una cosa molto intelligente in un gioco comunque, insomma, cioè, non proprio dinamico al massimo. Vai, raga, andiamo. Non ho mai usato questo aereo. Vai, Comendone. Vola, 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 vola. E siamo partiti, ragazzi. Siamo partiti. Ok, ragazzi, siamo partiti. Ci hanno già dato l'avvicinamento, chiaramente, perché sono solamente, come si dice, 73 miglia, quindi siamo ILS, pista 12. Ecco Venezia, ragazzi. Qua c'è Venezia, eccola qua. Chiaramente ho la DOS Venice X che va a migliorare tantissimo Venezia, però appesantisce anche il gioco abbastanza. Con le tessere, molto bene. Con un uccello. Ok, qua c'è la zoccolona, bene, la zoccolona fa sempre sta cosa, ora il torcicollo, poveretta. Molto bene, siamo in rotta verso Bologna. Eccola qua Venice. È proprio come i passeggeri, se la guardiamo come i passeggeri. Ok, eccola qua ragazzi. Contattare Milano Center. Conferma il passaggio. Contattare partenza a Venezia. Dobbiamo mirarla, però a Venezia c'è poco da fare. Anche dall'alto è meravigliosa, ragazzi. Eccola qua. Qua c'è l'aeroporto. Fatta veramente perfetta, sono stati grandissimi. E adesso dal punto di vista dei passeggeri, eccola qua, raga. Ecco Venezia. Là c'è il Lido anche. Solo che ciò chiaramente con Fraps, sto DLC qua è di una pesantezza inaudita con Fraps. D'altronde, purtroppo già Fraps è pesante, con sti DLC e con Flight Simulator diventa obeso. Eccolo qua, ma non rompete i coglioni. Guardate bene, ma vaffanculo. Eccola qua, ragazzi, comunque, spettacolo puro. Eccola qua. Bene, salutiamo Venezia. E adesso andiamo a mettere 2,35 ha detto.
2:35. Molto bene. Perfetto. Ragazzi, vai di momento Quark. Tan, 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 tan. Tappa di oggi, Venezia, Bologna, 73 miglia. Venezia, città incredibile, città meravigliosa, città unica. Vaffanculo Milano Center, ma andiamo avanti con il momento Quark. Venezia ha 3 caratteristiche principali. La prima, il campanile di San Marco. La seconda, il ponte di Rialto. E la terza, il Cumendone veneziano, l'opera d'arte più incredibile della storia. Bologna ha solo una caratteristica principale, ma forse è la migliore di tutte. La gnocca, ragazzi, perché la regione di Bologna qual è? Emilia Romagna, quindi solo questo è veramente il tutto, sinceramente. Cioè, io veramente sono sincero, le donne italiane sono belle, ma calde, fighe e gnoccolone come le emiliane non ce ne sono. Quindi questo sicuramente è un'opera d'arte migliore di qualsiasi altra cosa sulla terra. Raga, il momento Quark è finito. Tan, 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 tan. Bene ragazzi, il momento Quark, questo primo momento Quark del Giro d'Italia dopo il Giro del Mondo è stato abbastanza indegno. Io mi scuso veramente con Piero Angela e Alberto Angela, ma il momento Quark comendiano è sempre così. Comunque ragazzi, ho bisogno di un consiglio, visto che voi siete sicuramente più forti e più bravi di me su Fly. Adesso chiaramente devo fare un avvicinamento ILS, questo bene o male, insomma so abbastanza come funziona. Però per esempio in certi aeroporti che andremo a visitare non c'è l'ILS, io come cazzo faccio? Devo andare sempre per forza in manuale e quindi fare cagate comendiane oppure c'è un modo di avere un avvicinamento comunque assistito? Perché con l'ILS sapete che comunque ti porta sul sentiero di discesa e va giù da solo e tu ti fai gli ultimi metri in manuale. Ora voglio sapere se c'è un modo in aeroporti che non hanno sistema ILS di fare questa cosa, nel senso di andare nel sentiero di discesa e avere comunque un atterraggio semi-automatico, nel senso automatico fino a un tot e poi vado io di manuale. Grazie ragazzi perché se no prevedo veramente vaneggi incredibili. Mi sembra che a Napoli per esempio non c'è l'ILS, quindi pensa a te che roba, cioè vado probabilmente a sbattere contro il San Paolo di De Laurentiis. Ragazzi, ci siamo, 10 miglia, ormai dobbiamo solo aspettare di stabilizzarci con il localizzatore. Speriamo bene, speriamo bene. Ti prego, stabilizzati stronzone. Vedo ancora la spia accesa della prua, speriamo di non fare cappelle subito. Oh madonna. Dai cazzo. C'è qualche problema? Dimmi di no. Ciao bella. Mamma mia. Oh, qua è tutto impostato, eh. Nav 1, acceso, 108. La frequenza c'è 13 miglia, mancano. Ho un po' l'affanno, ragazzi. Affanno comediano. Dai, porca zoccola. Guarda che è qua la pista, eh. Ok, perfetto. Forse ci siamo. Roger, Roger. Bologna Center, autorizzazione all'atterraggio. Però gira stronzo. Ragazzi, panico comendiano. Oh, meno male. Meno male, meno male, meno male. Però deve andare anche giù adesso, eh.
Siamo a Bologna, eccola qua. Andiamo a trovare il piede, insomma. Siamo a casa del piede. Ok. Adesso devi andare anche giù, però, zoccolone obeso. Ok, intanto stabilizzati e ti devi allineare alla pista. Alla pista 12. Ok. Allineato. E adesso vai giù, vecchio mio. Adesso devi andare giù. Se no ti spacco il culen. La spia è ancora accesa. Ok, bella. Ce l'avevo fatta. Sono un po' più tranquillo adesso. Ok. Vai. Autorizzazione a atterrare sulla pista 12. Perfetto. Grande come. Molto bene. Ciao. Eccoci qua. Siamo a Bologna. Siamo a Bologna. Perfetto. Tutto rego, me ne frego, tutto rego, me ne frego. Dai che portiamo i passeggeri sani e salvi per questa prima tappa del Giro d'Italia, ragazzi. Quindi aspetto un commentino per capire come fare negli aeroporti dove non c'è l'ILS, perché se no devo andare sempre in manuale, quindi prevedo veramente vaneggi di proporzioni incredibili. Beh, madonna, mi ricordo quando le prime tappe col Medi con il F18, la mamma mia. Che vaneggi, ragazzi, che vaneggi. Dai che ci siamo messo concentrazione massimale però, eh. Adesso ho bisogno della massimale per l'atterraggio. Tensione alle stelle, ragazzi, per questo primo atterraggio del Giro d'Italia. Venezia, Bologna. Vai come. Madonna. Attenzione, ragazzi, arriva veloce, purtroppo. È arrivato veloce, non me l'aspettavo, cazzo, così veloce. Porca miseria. Appena ho levato il pilota e tutto. Sto aereo è un po' buggato, però. Ho un po' scaricato un aereo del cazzo, cioè. Mamma mia, mi è partito subito, non me l'aspettavo proprio. Nel prossimo andiamo con i Boeing, ragazzi, che è meglio perché ho appena levato il pilota automatico, pam, si è storto, non ho toccato neanche il joystick, vai, molto bene. Ok, siamo arrivati comunque, dai, un atterraggio, insomma, decente, dai, per gli standard comendiani. Buono, raga, lasciamo a Bologna, prima tappa del Giro d'Italia è andata. La prossima, allora, Bologna-Palermo, così andiamo subito in Sicilia e ci gustiamo lo scenario dell'isola siciliana. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.